Lignano Pineta, in forma di chiocciola, venne tracciata per opera di Marcello D'Olivo agli inizi degli anni 50, quando il territorio era sotto amministrazione del comune di Latisana e l'area era ancora denominata Bevazzana. Si trattava di una estensione boschiva con una tipologia naturalistica che vedeva crescere piante di tipo marino e montano, come si vede nelle residue zone non urbanizzate. È importante sottolineare che questa non è una tipica macchia mediterranea, perché la tipologia dei pini è montana e finisce col dare una fisionomia diversa al paesaggio che risulta essere molto più slanciato. La chiocciola era un piano urbanistico e non un'architettura vera e propria. Così, con il trascorrere del tempo, al suo interno sono sorti, ad opera di architetti diversi, tutti quei complessi e strutture che ogni aggregato urbano prevede. Inutile dire che l'omogeneità prevista dal piano originario è stata disattesa ampiamente. A dispetto delle polemiche che l'hanno sempre accompagnata, in tutta l'opera di Marcello D'Olivo l'attenzione per l'aspetto paesaggistico è sempre stata fondamentale, pur essendo la sua architettura razionalista e per quel periodo ritenuta in contraddizione con la natura stessa. D'Olivo e gli altri costruttori, nel concepire i nuovi edifici all'interno della chiocciola, erano favoriti o svantaggiati, a seconda di come lo si veda, dal fatto di ritrovarsi in una situazione di vuoto costruttivo. Ossia, non esistevano linguaggi o dialetti architettonici precedenti a cui agganciarsi. Si doveva partire da una architettura di grado zero. Era il territorio che andava interpretato a seconda del paesaggio esistente e delle funzioni a cui lo si voleva destinare. Ed è qui che si inserisce quella curiosità o svarione o atto di pura genialità architettonica che sono le già famose o famigerate case sui pali. Si tratta di un aspetto poco valutato e ormai quasi dimenticato, che armonizzava architettura e paesaggio e che non deve essere più relegato nell'ambito delle stravaganze che caratterizzavano l'avventurismo della nascita di Lignano in generale e di Pineta in particolare. Non sappiamo con precisione chi ne sia stato l'ideatore e quale sia stata la ragione ultima della riproposizione di questa tipologia architettonica, ma nuova è certamente l'idea di riutilizzazione. Queste case sui pali, e non palafitte, devono essere considerate nel contesto degli anni in cui sorsero. Si trattava degli anni immediatamente successivi a quelli della guerra, che vedevano una profonda rivoluzione di usi e disponibilità. Il concetto di turismo si stava modificando e la vacanza al mare non era più concepita come un privilegio estivario, ma come una necessità alla portata di un numero sempre maggiore di persone. Così la casa della vacanza veniva modificata in funzione di queste nuove necessità e soprattutto adattata a una minore disponibilità di capitali da investire. La casa non doveva più essere una dimora privilegiata, ma essere un abitacolo decoroso, con spazi essenziali e coerenti, in cui trascorrere un periodo di svago a contatto con la natura circostante. All'interno della chiocciola sussistono ancora le tracce di questo rapporto non invasivo dell'architettura con la natura. La tipologia della casa sui pali è ora scomparsa, tranne che per questo unico esempio, sufficiente comunque a rendere l'idea di come questi manufatti si inserivano nel paesaggio. Altre case tuttora esistenti sono state concepite con criteri analoghi, ma realizzate in calcestruzzo anziché in legno. Le case sui pali non hanno però avuto continuità a causa dello spreco di cubatura che prevedevano. I pochi esempi rimasti risultano modificati e quasi segreti. L'abitazione sui pali era innanzitutto vacanziera e temporanea, da usarsi con clima estivo, che non necessita di grandi spazi chiusi, ma piuttosto di ampie zone verdi ed ombreggiate. Dal punto di vista tecnico, la sospensione dal suolo salva l'abitazione dall'umidità, problema che da sempre affligge tutte le abitazioni temporanee. L'attuale ritrovata coscienza di paesaggio e di natura
continua a rendere validissima l'idea di sospensione spaziale che accompagna queste costruzioni, così non toccando il suolo e non sorpassando le fronde arboree, privilegiano la continuità visiva del bosco e si inseriscono come dei nidi all'interno della pineta. Il nido, appunto, che in natura è un luogo non tanto di permanenza definitiva, quanto di permanenza prolungata presso cui ritornare quando è il caso, un po' come la vacanza. Questa è in definitiva la genialità della trovata: vivere le palafitte come fossero dei nidi o anche dei piccolissimi castelli.